Bentrovati. Molti sono rimasti colpiti da quella catena umana di villeggianti che un paio di settimane fa ha tratto in salvo davanti alla spiaggia di Pachino in Sicilia dei bambini, donne e uomini arrivati dall'Africa con una vecchia bagnarola e giunti a 150 metri dalla terraferma rischiavano di non farcela col rischio di morire annegati. La foto di questo salvataggio ha campeggiato per giorni sui nostri media. Molti si sono sentiti orgogliosi per questo comportamento e tra questi anch'io, dopo che per anni mi sono vergognato di appartenere a uno stato xenofobo e razzista. Vedere quegli uomini e donne che aiutavano quelle persone senza chiedersi adesso li dobbiamo mantenere noi mi ha fatto ricredere sulla nostra gente, in parte naturalmente. Mi sono detto, almeno in parte, siamo ancora un popolo civile. Purtroppo sull'immigrazione ancora valida la Bossi-Fini, una legge che non potrebbe esistere in nessun paese civile e democratico, ma con la Lega che per 2 decenni su questa materia ha dettato legge con la complicità di Berlusconi a cui da sempre interessa esclusivamente evitare la galera e salvare la sua roba, il risultato non poteva essere altrimenti. Una legge crudele e stupida che ha inventato il reato di clandestinità che giuridicamente in un'Europa culla della civiltà occidentale non potrebbe esistere. Questi immigrati che fuggono da guerre e fame sono trattati come lo erano gli ebrei durante il fascismo, perseguitati, arrestati e deportati nei lager, ma gli ebrei, in quanto ebrei, non avevano commesso nessun reato. E sempre la Bossi-Fini ha istituito prima i CPT, i centri di permanenza temporanea, e poi i CIE, centri di identificazione ed espulsione, sigle che non contengono volutamente le parole arresto, galera, prigione, e le persone che vi entrano non vengono chiamati carcerati, bensì ospiti, tra virgolette, un cinismo ipocrita all'ennesima potenza. Coloro che hanno potuto visitare i CIE hanno osservato che sono peggiori delle carceri normali e questo è tutto dire, sono dei veri e propri lager. Tra gli ospiti dei CIE ci sono sicuramente dei delinquenti, ma molti sono colpevoli solamente di non avere il permesso di soggiorno in regola, magari dopo 10 o 15 anni di permanenza in Italia e aver fatto una famiglia nel nostro paese, hanno visto scadere il permesso di soggiorno per aver perso il lavoro e non trovandone altri, visto i tempi, sono diventati dei clandestini di fatto a causa di questa barbara legge. Pensate, un paese europeo con una civiltà millenaria come la nostra è riuscito a concepire una legge in cui il comandante di un peschereccio che opera nel canale di Sicilia ha dichiarato: quando vedevo una barca di profughi alla deriva mi allontanavo perché in caso di intervento sarei stato imputato di aiuto all'immigrazione clandestina, avrei perduto il mio lavoro e avrei rischiato il processo. La Bossi-Fini ha costretto questi pescatori a disattendere la legge del mare vecchia quanto il mondo, quella che obbliga gli uomini di mare a soccorrere una imbarcazione alla deriva o comunque in difficoltà, e poi lo sceno trattato con il dittatore libico Gheddafi, sottoscritto da Berlusconi e Maroni per impegnare i libici a bloccare, e sappiamo come, le bagnarole che dalle loro sponde sul Mediterraneo vogliono arrivare in Italia ed in Europa. Sono pure convinto che l'Unione Europea non può lasciare solo l'Italia a risolvere questo drammatico problema. Deve farsene carico e trovare con i paesi del sud Europa, affacciati al Mediterraneo e davanti alle coste nordafricane e teatro degli sbarchi, una soluzione umanitaria degna di questo nome. Detto questo, sono anche certo che molti di voi che mi state seguendo mi taceranno di buonismo, la famigerata parola usata contro coloro che erano e sono contrari ai disumani metodi che vi ho descritto. Mi chiedo comunque se il contrario di buonismo è cattivismo, così tanto per sapere. E poi, come al solito, qualcuno userà l'altra frase classica: quando si discute di immigrati ci si azzarda a chiedere per loro un po' di umanità. Se questi immigrati ti piacciono tanto, perché non te li porti a casa tua e te li mantieni? A questi risponde che io, ad esempio, non condivido la costruzione del TAV di Torino, del TAV Torino-Lione, o l'acquisto dei cacciabombardieri F-35, eppure con le mie tasse mi costringono a condividere i costi, per cui potrei chiedere a chi mi taccia di buonismo e vogliono il TAV e acquistare anche gli F-35, che non mi trova assolutamente d'accordo: perché il TAV e gli F-35 non li pagate voi?
E potrei continuare all'infinito con altri esempi di questo tipo. Il perché di queste reazioni è semplice nella sua crudezza. Una buona parte di italiani sono razzisti. Ci commuoviamo per Giulia Ligresti, in carcere da un paio di mesi, accusata assieme al padre Salvatore e ai suoi fratelli di aver rubato milioni ai risparmiatori e dallo Stato, quindi anche a noi italiani, i cui avvocati chiedono che sia liberata perché la poveretta non è compatibile con la dura vita del carcere, mentre per i poveri cristi dei CIE siamo insensibili. Voglio chiude davvero con le parole di una signora che manifestava la propria solidarietà agli ospiti, lo dico sempre tra virgolette, del CIE di Gradisca, in rivolta per le condizioni disumane in cui sono stati costretti a vivere. Quando i miei nipoti mi domanderanno dov'ero quando imprigionavano e tormentavano gli immigrati, risponderò che io c'ero. Ci rivediamo mercoledì prossimo, mi scuso per la lunghezza.